Comincia Dilettanti Show, la nostra trasmissione settimanale dedicata al calcio dilettantistico mantovano. E saluto l'ospite di oggi, Raduan Edaudi, attaccante del Volta. Buonasera Raduan. Buonasera. Saluto Zaira Barbagallo. Buonasera. Che è tornata dopo una specie di turnover con Sibyl, la sorella. Ed è tornata a trovarci anche Paola Rosori. Buonasera Paola. Buonasera. C'è parecchio pubblico oggi al comunale Danilo Martelli di Castellucchio. È il primo derby di eccellenza che si disputa qui. È la formazione di casa a fare la partita nelle prime battute. C'è Michelotto che manda a vuoto il portiere Radatti. Poi Buoli va a cercare la collaborazione di Michelotto. Lo stop di petto. Buoli di prima intenzione, la palla sfiora la traversa. Ancora una bella iniziativa del Castellucchio. Secondo minuto, Iorio va via a Citro, serve Burzio che entra nel cuore dell'area e batte Balzanelli. Castiglione Savoia è in vantaggio. Rivediamo il gol di Burzio che sblocca il risultato. Risultanza anche un po' polemica di Burzio verso la zona dello stadio occupata dai tifosi bianconeri. Buoli, il suo diagonale. È il Castiglione Savoia che prende campo nel corso della ripresa, carica il destro Luciani, risponde Balzanelli, para in due tempi. Il derby è del Castiglione Savoia. Parliamo del Volta, ma prima di parlare del Volta vediamo le immagini. Le immagini sono state girate quest'oggi da Gianmaria Pontiroli, la partita col Chiari si è conclusa solo 0-0 e Daudi vicino al gol in diverse circostanze, purtroppo è andata male, vediamo. Dopo i pareggi con Gandinese e Desenzano, il Volta prova a fare risultato contro il Chiari. La formazione di Manini gioca alla destra dei vostri teleschermi. Il Chiari in divisa giallo-rossa, all'arbitro il signor Serena di Bassano del Grappa. Due gli indisponibili in casa voltese, lo squalificato Domenegoni e l'infortunato Grandelli. Subito avvio veemente della formazione di casa con Burlotti, l'uscita tempestiva di Finazzi a chiudergli lo specchio della porta. Ancora il Volta sul versante destro con Edaudi, ancora Finazzi si supera. Il disappunto di Raduan Edaudi, vicinissimo al gol ancora il Volta. Vedete, le azioni nascono tutte dal binario destro, il cross di Grandelli, l'uscita a vuoto del portiere, Edaudi prova a servire Pozzi, che trova però una muraglia davanti a sé, si salva in qualche modo il Chiari. Poi Frutti viene messo giù malamente, calcio di punizione per il Volta. Si prepara al tiro Edaudi, la conclusione nello specchio, ma c'è Finazzi pronto alla deviazione. Le wax del Volta nell'intervallo della partita. Si va alla ripresa, calcio d'inizio per il Chiari. E ancora il Volta all'attacco, il traversone del nuovo entrato Rossi. Poi l'arbitro espelle Manini, reo di aver parlato un po' troppo. Seconda espulsione in questa stagione per Gianluca Manini e il pubblico non è d'accordo. Ancora il Volta con Edaudi, poi Burlotti ci prova ancora di prima intenzione, la palla sorvola la traversa. C'è anche il Chiari, vince un rimpallo Cazzago, entra in area, la chiusura del numero 6 Ambroso e il portiere si salva. Il nuovo entrato Raschi si presenta in area, calcio di destro, il diagonale termina di un soffio fuori. Viene invocata la deviazione da Broccanello, finisce 0-0, un punto e tanti rimpianti per il Volta. Vediamo la sintesi in pillole della partita tra Castel San Giorgio e Rivaltese. Il girone di ritorno del campionato di promozione comincia con il derbissimo a Castelbelforte tra Castel San Giorgio e Rivaltese. La squadra di casa in maglia giallo-rossa, Rivaltese in maglia nera. Subito in evidenza Guidi, il tiro centrale parato da Francesco Rosa. Contrattaccano gli ospiti con un tiro dalla distanza di Ravelli da dimenticare, ma è già una partita vivace. Ancora la Rivaltese in attacco, c'è Flaviani, pallone in orizzontale per Favalli, gol! Rivaltese in vantaggio, sono due i Favalli in campo, Marvin per il Castel San Giorgio, Gabriele l'autore di questo bellissimo gol, pallonetto di prima intenzione, battuto Motti, Rivaltese in vantaggio. Siamo al 39esimo. La ripresa dal controcampo ci mostra il bel pallonetto che lascia di sasso Motti e su questa azione si conclude anche il primo tempo.
Naturalmente il Castel San Giorgio si riversa nella ripresa in avanti alla ricerca del pareggio, lo trova con Nick Consoli, ben imbeccato dal nuovo entrato Pasetti. 1-1, rivediamo il pallone di Pasetti, l'anticipo di testa di Nicola Consoli per l'1 pari. Ancora un replay, lo merita la rete del difensore giallorosso ex Castiglione, approdato nella campagna d'autunno alla corte del Castel San Giorgio, che poi trova il gol del 2-1 al 52esimo con Guidi, gol di rapina, si avventa sul pallone, niente da fare per il portiere rosa, esulta il pubblico locale per il 2-1. Non ci sta la Rivaltese, Fabio Morandini subisce il fallo da parte di Santini, era già ammonito, secondo giallo per lui, e dunque dal 56esimo il Castel San Giorgio è in 10 uomini, fuori Santini, Castel San Giorgio in vantaggio ma in inferiorità numerica. È comunque la formazione di casa che ci prova su calcio di punizione, c'è stato un groviglio dentro l'area e l'arbitro, il signor Giacobbi di Brescia, ha decretato il calcio di rigore. Si presenta sul dischetto Pasetti e firma il 3-1, siamo al 65esimo, vuole il Castel San Giorgio. La Rivaltese al 75esimo accorcia le distanze con Franco Morandini, è entrato da 5 minuti, il suo anticipo di piatto su calcio di punizione ben battuto da Salardi. Si riapre la partita clamorosamente. La Rivaltese affretta i tempi, ancora un pallone in area verso Morandini, un colpo di testa, poi la palla fuori, ma c'è stato un fallo commesso proprio su Morandini. Allora calcio di punizione, la punizione, posizione favorevole, Salardi, la ribattuta e poi il gol di Matteo Rosa. Ancora lui, il giocatore proveniente dal Castellucchio, sulla corta respinta di Motti trova il gol del 3 pari. Siamo al 91esimo. Minuti di recupero, è il 94esimo, traversone in area, giocatore a terra, si tratta di Guidi e l'arbitro assegna un secondo penalty in favore del Castel San Giorgio. Siamo al 94esimo. Proteste dei giocatori ospiti, ammonito Guerreschi, ancora Pasetti sul dischetto, spiazzato il portiere, 4-3, che partita, Castelbelforte. Il Castel San Giorgio si aggiudica il derby con la Rivaltese, 4-3. Grazie agli ospiti e grazie a voi per averci seguito, arrivederci.